Buongiorno Lazzari, stamattina ci troviamo qui in questa meravigliosa cittadina balneare del Cilento. Siamo a Palinuro, ma sapete perché si chiama così? Ebbene, venite con me e lo scopriremo insieme. Dunque, chi era Palinurus, o Palinuro in italiano, o Palinura in napoletano? Bene, Palinuro, come avete letto prima vicino alla statua, era il nocchiero di Enea. Che significa il nocchiero? Era il timoniere, il pilota, diremmo oggigiorno lo skipper, no? Quindi colui che conduceva la nave. Ma quale nave? Era la nave più importante della flotta di Enea, proprio perché sulla nave c'era Enea. Ovviamente parliamo del mito greco e di quella che sarà la nostra Magna Grecia, raccontata in questo caso nell'Eneide, la grande opera classica del poeta Virgilio che vedete alle mie spalle, che ci racconta proprio le gesta di Enea. Enea, con una parte della famiglia ed insieme a un numero ristretto di suoi uomini, i più fidati, e con una piccola flotta di navi scappa dalla città di Troia in fiamme a causa della guerra contro gli agguerritissimi Achei. E dopo un gran vagare per il Mediterraneo, la sua flotta giunge proprio in prossimità di questi lidi. E nel quinto canto dell'Eneide, proprio Virgilio ci narra un fatto alquanto singolare e ci spiega perché Palinuro. Primo, davanti a tutti, Palinuro guidava la densa schiera, gli altri seguivano la rotta. L'umida notte aveva già corso metà del suo itinerario celeste ed i naviganti, distesi sotto i remi, sopra le dure panche, già rilassavano i corpi nella placida quiete. Quando il leggero sonno, sceso dagli astri altissimi, disperse l'ombra e mosse l'aria nera, cercando te, Palinuro incolpevole, portando di sogni ben tristi. Il dio sedé sulla poppa, somigliava nel volto a Forbante, ti disse: Palinuro di Iaso, se la flotta nel vento va avanti da sé e spirano lievi lebbrezze, è l'ora del sonno. China la testa, ruba gli occhi stanchi al lavoro, prenderò un poco del tuo posto, io veglierò per te. E a lui, levando appena gli occhi stanchi, parlò Palinuro: mi chiedi di non badare al volto del placido mare e ai frutti tranquilli? Mi chiedi di confidargli Enea? Il cielo sereno e l'infido vento troppe volte m'hanno tradito. Restava fermo al timone, attento al percorso degli astri. Il dio sulle tempie gli scuote un ramo bagnato nell'ete, carico del sonno potente dello stige. A lui che invano rilutta chiude gli occhi smarriti. Appena il sonno improvviso allentò le sue membra, gli fu sopra e lo buttò a capofitto nel mare con un pezzo di velto di murata e il timone e un grido inutile d'aiuto ai compagni. Quindi volando leggero se ne tornò nell'aria. Ma la flotta procede, un cammino tranquillo per l'acqua alta, sicura, guidata da Nettuno.
e già s'accostava agli scogli delle sirene, ardui tanto una volta, bianchi di tante ossa. Già risuonavano rauchi al frequente rumore del mare in lontananza, quando Enea scoprì che la nave errava alla deriva e aveva perduto il pilota. Allora egli stesso diresse lo scafo nell'onda notturna, mentre, commosso dal caso, molto gridava nel pianto: «O troppo fiducioso nel mare e nel cielo sereno giacerai, Palinuro in sabbia ignota e nudo». Quindi Palinuro, tradito dal dio sonno, cade in mare e naufraga per 3 giorni, per 3 notti, e finisce proprio sulle sponde di questi lidi. Ma scambiato per un mostro marino dai Lucani, viene ammazzato e viene cannibalizzato dagli stessi Lucani. Ma la storia di Palinuro non termina qui nell'Eneide. Nel canto successivo, infatti, ovvero il sesto canto, dove Enea scende nell'Ade, il mondo dei morti, accompagnato dalla Sibilla Cumana, incontra proprio l'anima di Palinuro che vaga tra le altre anime. Ed ecco farsi avanti Palinuro, il nocchiero, il quale poco prima, nel viaggio dall'Africa, osservando le stelle, era caduto in mare. Appena Enea ne riconobbe, il mesto volto gli disse: «Palinuro, qual dio ti ha rapito e sommerso nell'acqua profonda? Parla, Apollo, che mai ci è sembrato bugiardo, ma ingannato soltanto nel tuo caso, poiché aveva detto che tu saresti salvato dal mare. Ha mantenuto così la promessa?» Allora Palinuro rispose: «L'oracolo di Apollo non ti ingannò, né un dio mi sommerse nel mare. Si ruppe per caso il timone a una scossa violenta, io che gli stavo accanto come fanno i piloti e dirigevo la nave, cadendo me lo tirai dietro. Credimi, te lo giuro sul mare tempestoso, io non ebbi paura per me, ma per la tua nave, che prima di timone e di pilota avrebbe potuta cadere alle onde così grandi. A poco nuotavo verso terra ed ero già al sicuro se un agente crudele non m'avesse assalito con le armi. Perciò ti prego, per la cara luce del cielo, per l'aria, strappami a questi mali, o invitto, gettami sopra della terra. Lo puoi, toccando i porti di Velia. Dammi la mano a portarmi attraverso queste onde, che almeno nella morte io riposi tranquillo». Ma la sacerdotessa gli disse: «O Palinuro, dove ti viene quest'empio desiderio? Non sperare che i fati si muovano a pietà, per quanto tu li preghi, ma ascolta attentamente le mie parole, ti siano conforto nella disgrazia. I popoli vicini al tuo nudo cadavere, turbati dai prodigi celesti che avverranno nella loro città, dovunque, placheranno le tue ossa, elevando una tomba e portandovi vittime sacre. Il luogo si chiamerà in eterno Palinuro. Palinuro è lieto di dare il nome a una terra».
amici, che se parliamo di Palinuro parliamo del mito, ma un mito un po' particolare, perché esiste anche il monumento funebre di Palinuro, ed è proprio questo che vedete alle mie spalle, è il cenotaffio. Il cenotaffio è un monumento funebre senza il corpo, senza il cadavere, diciamo, quindi è soltanto un monumento per ricordare in questo caso il mito di Palinuro. Ma perché esiste questo monumento? È una storia antica. Quando Palinuro viene ammazzato dai Lucani, la popolazione indigena della zona, sugli stessi Lucani si scaglia una tremenda maledizione. Come ovviare a questa maledizione? Consultano gli oracoli gli dicono di costruire proprio questo cenotaffio in ricordo di Palinuro, per placare questa quest'ira degli dei. Come vedete, oggigiorno il cenotaffio è ridotto in queste condizioni. La costruzione è incerta, ci sono delle stampe, dei disegni dell'Ottocento in cui è raffigurato come una piccola fortificazione. Oggi lo vediamo in uno stato di abbandono veramente triste, perché un monumento che potrebbe essere un'ulteriore attrattiva turistica della zona qui del Cilento ed in particolare di Palinuro. E pensate che il cenotaffio è stato considerato dalla sovrintendenza di Salerno come bene da salvaguardare, quindi un bene importante storico. Il cenotaffio di Palinuro si trova nella frazione di Caprioli, sempre il comune di Centola, ma anche a questo nome è legata una leggenda, Caprioli, perché quando i Lucani ammazzano Palinuro e sono costretti a costruire questo monumento funebre, perché nell'oracolo era così scritto e per placare la furia degli dei, cosa fanno? Sacrificano una capra proprio sul monumento, sul cenotaffio, e da qui il nome Torre del Capro, e poi successivamente si chiamerà Caprioli come oggi, e c'è questa magnifica spiaggia.
perché questa cittadina prende il nome di Palinuro. È scritto nell'Eneide, ce lo racconta Virgilio, ma non è l'unico nome che a noi ci torna familiare. C'è anche un certo Miseno, ma questa è un'altra storia. Evviva Palinuro, evviva il mito greco. Ciao aiù, alla prossima!